questo bulbo vedete che è bianco, questo è rosso, perché questo ha ancora la sua camicia eterna. Quando cresce perde la camicia, vedete che si toglie. Viene un po' caldo. Quando comincia a crescere. È come voi, quando crescete quella maglia lì vi va bene ancora, no? Bisogna prenderne un'altra perché crescete. E lui fa le radici e fa il fiore. Ma dove esce? Dalla parte superiore Da lì. dove c'è, vedete? Esce subito il fiore? No, È la camicia. Puoi lasciarla per terra o puoi portartela a casa? questo quando come il vostro che avete messo lì a terra. Fa le radici qua sotto, vedi? E poi cresce, prima fa le foglie e poi fa il fiore. Io me la pianto. Hai visto? Non mangiate l'acqua. L'acqua se non piove diamo da bere, bisogna dare da bere. È come noi. Però per quando adesso hai secondo sete, me stanno bene così. L'acqua, la pioggia. se c'è la pioggia non si dà l'acqua. Senza capire. E il lavoro del giardiniere consiste anche in quello. Si guarda, se non piove bisogna dar da bere. Se piove non si dà da bere. Se piove non si dà da bere perché ci pensa la natura. È la pioggia che fa nascere la Più che la pioggia è l'umidità che si crea nel terreno. Quando l'acqua entra nel terreno le cellule della terra si dilatano e diventa umido e le radici possono assorbire e arricchire il bulbo per fare il fiore. Col succo di terra. Buon succo di terra, grazie.